Buongiorno a tutti, siete pronti di prendere posto? Siamo pronti? Buongiorno a tutti, siete pregati di accomodarvi, siamo pronti ad iniziare con la cerimonia inaugurale, grazie. Buongiorno a tutti, gentili ospiti, autorità civili, militari, benvenuti alla 28ª edizione di Job e Orienta. Dalla cittadinanza al lavoro, promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità. Questo è il titolo scelto quest'anno a sottolineare l'urgenza di una scuola che sempre più sappia educare alla cittadinanza e insieme orienti e formi al lavoro, ma anche il ruolo del lavoro come elemento sostanziale, non solo formale, di cittadinanza. Luogo di confronto e scambio, Job e Orienta è promotore da sempre del dialogo tra mondo della scuola e della formazione e sistema economico produttivo. Un dialogo che, forte di una storia quasi trentennale, vuole contribuire a rinnovare e rinforzare, alla luce dell'evoluzione del contesto come dei cambiamenti imposti dai più recenti scenari economici e sociali. Iniziamo subito con il saluto di apertura del presidente di Verona Fiere, Maurizio Danese.
Adesso, eccolo qua. Gentile Assessore Donazan, signor Sindaco, buongiorno e benvenuti alla 28ª edizione di Job Orienta. Permettetemi di estendere il mio particolare saluto ai rappresentanti dei soci di Verona Fiera SPA, della Regione Veneto, del Comune di Verona, a tutte le autorità civili e militari, ai rappresentanti del mondo accademico, dell'istruzione, della formazione professionale, ai rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale, a tutti gli espositori, operatori e ospiti di Job Orienta. Istruzione ha il significato originario di costruire. In senso lato, infatti, insegnare serve a realizzare un edificio di conoscenze che aiuta la persona nel suo sviluppo personale, ma anche nel vivere quotidiano. Le fondamenta del futuro di un paese risiedono quindi nell'istruzione dei suoi giovani. Per costruire sono però necessari degli strumenti adeguati e il sistema scolastico è il più importante, ovviamente. Anche perché è l'anticamera al mondo del lavoro, una scatola degli attrezzi dove acquisire competenze indispensabili per facilitarne l'ingresso. Sono ormai alcuni anni che sentiamo parlare di fenomeni come la fuga dei cervelli, ma spesso il problema è a monte, con l'abbandono degli studi. In Italia abbiamo un tasso di dispersione scolastica tra i più alti dei paesi industrializzati. Ben il 30% degli studenti che ci iscrive alle superiori non arriva al diploma. Ciò si traduce in costi sociali altissimi, stimati in ben 55 miliardi di euro dal 1995. Nel passaggio all'università poi le cose non vanno meglio. Su 100 matricole iscritte, solo 18 arrivano a laurearsi. E tutto questo ha pesanti ricadute sul versante dell'occupazione. La percentuale di chi non trova lavoro tra chi ha solo la licenza media è quasi doppia rispetto a chi è arrivato al diploma ed il quadruplo di chi si è laureato. E con l'obiettivo di contrastare l'incidenza degli abbandoni, la scelta del giusto percorso di studi risulta perciò fondamentale e non è a caso che il pilastro di Job Orienta sia da sempre l'orientamento degli studenti. E per la manifestazione giunta alla sua 28ª edizione si conferma quindi l'evento di riferimento in Italia, coinvolgendo ben 500 realtà fra enti, istituzioni, scuole, accademie, università, enti di formazione, centri per l'impiego, agenzie di servizi per il lavoro, imprese e associazioni di categoria. E quindi non soltanto bussole per le scelte formative e professionali degli oltre 75.000 giovani attesi in queste 3 giornate, ma punto d'incontro tra il mondo dell'istruzione e le aziende, per favorire il dialogo e il raccordo fra chi insegna e chi produce. Con Job Orienta, Verona Fiera vuole fare la propria parte, continuando ad investire nella riuscita del Salone, insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione del Veneto, unitamente alle istituzioni locali, Comune, Provincia di Verona, Camera di Commercio, Università e molte altre realtà. Ed è con orgoglio che offriamo questo contributo perché, pur non essendo un progetto a vocazione business, tra quelli presenti nel nostro calendario fieristico, Job Orienta possiede un inestimabile valore sociale, riconosciuto anche dalla Presidenza della Repubblica e dalla Commissione europea. E questo impegno riflette la naturale vocazione di una società fieristica, essere motore per lo sviluppo del sistema paese, vetrina dell'economia reale e delle sue eccellenze, sia che si parli di prodotti che di idee, progetti e di cultura. Dobbiamo ricordare che anche il Made in Italy, del quale Verona Fiera tiene alta la bandiera nei settori più diversi, dal wine e food all'agricoltura, dal marmo, design e construction all'automotive, prende le mosse da qui, dall'investire sui giovani e sui loro talenti. Il tema scelto di questa edizione della rassegna è il ruolo centrale che rivestono formazione e lavoro, nel creare consapevolezza dei diritti e dei doveri legati ad essere cittadini. Educare la cittadinanza, orientare al bene comune, per usare un concetto caro al fondatore degli Scout Baden-Powell, permette di offrire il nostro personale contributo alla costruzione di un mondo più giusto e migliore di come lo si è trovato. E questo è anche il mio augurio di questo Job Orienta. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie Presidente e ora la parola al Sindaco di Verona, Federico Sbuarina. Buongiorno a tutti, benvenuti per chi viene da fuori città, tra l'altro non solo qui all'interno del quartiere fieristico, ma nella nostra
bellissima Verona. Questa è la Fiera di Verona. Questa è la Fiera di Verona, come diceva il Presidente, è una fiera all'interno del quale si fa business, all'interno del quale si svolgono delle manifestazioni di caratura, di rilievo internazionale, ma questa è la Fiera di Verona dove si fa anche sociale, dove non si fa semplicemente business, e io di questo sono molto orgoglioso perché il Comune di Verona è socio di maggioranza della fiera e quindi ha una missione evidentemente che è molto legata alla crescita economica del nostro territorio, ma anche alla crescita sociale, alla crescita valoriale della nostra comunità. E oggi, per la 28ª volta, visto che siamo alla 28ª edizione, Verona diventa il centro, la Fiera di Verona diventa il centro di un mondo che si incontra, di due mondi che si incontrano. Il mondo della scuola, il mondo dei giovani, il mondo dei ragazzi e il mondo poi del dopo scuola, il mondo dell'università, il mondo del lavoro. E quindi Job Orienta è diventato uno strumento formidabile, fondamentale, per far incontrare non tanto e non solo in queste giornate i giovani e orientare loro verso quelle che sono le scelte per il loro futuro. E come dicevo prima, facendo un'intervista, una cosa la ribadisco, anche se l'ho già detta l'anno scorso, a me piacerebbe sempre che i giovani che finiscono il loro percorso scolastico abbiano la possibilità di scegliere, secondo quelle che sono le loro passioni, le loro desiderate, le loro voglie, rispetto a quello che sono i talenti che hanno al loro interno e quindi possano svolgere un'attività professionale che li soddisfi da un punto di vista economico, ma anche e soprattutto da un punto di vista della qualità della vita. Io sono uno di quelli, faccio di professione l'avvocato, che in controtendenza, quando mi trovo magari ad una cena la domenica sera con gli amici, non vedo l'ora che venga il lunedì mattina per andare in studio, perché amo fare l'avvocato. Amo il mio mestiere, amo la mia professione, in questo momento ovviamente sto facendo dell'altro, sto facendo l'amministratore pubblico, però a me piacerebbe, questo è l'augurio tra l'altro che faccio a tutti i giovani, le migliaia di giovani che verranno qui nella nostra fiera in questi giorni, di poter arrivare a quello, di poter avere la capacità di scegliere una professione, un lavoro che li renda felici da un punto di vista economico, per costruire e mantenere una famiglia, ma anche proprio felici dal punto di vista delle attività che svolgono. E poi una scelta, ed è questo che ribadisco rispetto a quello che già avevo sottolineato l'anno scorso, proprio in sede di inaugurazione di Job Orienta, una scelta che non sia semplicemente quella tra un mestiere ed un altro. E Job Orienta, tra l'altro, è uno strumento formidabile, se è vero come è vero che tra qualche anno tanti dei lavori che oggi ci sono non ci saranno più e ci saranno invece dei nuovi lavori, quindi è ancora più difficile per loro orientarsi in questo mondo. Ma una scelta, visto che il Presidente prima parlava di cervelli in fuga, anche in un'altra direzione, cioè nella direzione di rimanere qui, perché è bellissimo andare a svolgere un'attività lavorativa all'estero, lo è meno quando si è costretti di andare all'estero, mentre invece si può andare all'estero a lavorare, ma vorrei, lo ribadisco per la seconda volta, che i nostri giovani, se devono andare a lavorare all'estero, ci vanno perché lo scelgono loro, perché avranno la possibilità di scegliere tra un mondo del lavoro sul nostro territorio, nella nostra Verona, nel nostro Veneto, nella nostra Italia che li soddisfi pienamente, oppure avranno la possibilità e la voglia di scegliere di andare a fare un'esperienza diversa in un'altra parte del nostro splendido pianeta. Buona giornata, buon lavoro e buon Job Orienta a tutti voi. Grazie Sindaco. Oggi con noi l'assessore alle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzà. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa 28ª edizione. Un po' anch'io faccio da padrone di casa perché Regione del Veneto è a fianco della Fiera di Verona e saluto il Presidente Danese in questa grande organizzazione, insieme ad altre istituzioni importanti. I saluti sono un atto formale, ma sono anche un atto di educazione e voglio salutare il Sindaco Sborina, che ha usato parole non solamente formali, ma di grande contenuto, e ti ringrazio perché questi sono i messaggi che poi vogliamo dalla politica, una politica molto prossima, molto capace di parlare un linguaggio comprensibile. Il saluto va anche alle forze dell'ordine, alle forze armate, qui c'è, saluto per tutti, il comandante Sperotto, il generale Sperotto,
e saluto le parti delle istituzioni che con me collaborano quando parliamo di scuola, in particolare la collega Grieco, l'assessore della Regione Toscana, che anche coordina la commissione, la nona commissione, che è la commissione che nella conferenza Stato-Regioni si occupa di istruzione, formazione e lavoro. Il benvenuto alla dottoressa Celada, che per la prima volta è dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e quindi in questa veste importante. E un bentornato a casa a Carmela Palumbo. Lei è dirigente del Ministero dell'Istruzione, ma è stata, prima di dottoressa Celada, anche qui dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale. Perché ho fatto questa lunga carrellata di saluti? Perché Job è il luogo dell'incontro. Noi di anno in anno crediamo che Job possa essere il luogo del confronto, un bilancio di quello che c'è stato nell'anno precedente, delle tante politiche che vengono attuate dai diversi soggetti, e lanciamo uno sguardo a ciò che sarà, senza avere la pretesa di disegnare di là molti anni, ma certamente dandoci dei risultati misurabili nell'arco dell'anno successivo. Anche perché chi si occupa di istruzione e di lavoro si occupa di un mondo in continuo cambiamento e trasformazione, e chi deve gestire e guidare le politiche, ed in particolare le regioni hanno un ruolo precipuo in questo, devono essere all'interno dei temi, devono saper leggere, modificare, cambiare, ma non sempre cambiare direzione in modo repentino e sconclusionato. Bilancio, dicevo. Noi abbiamo sempre usato Job Orienta per fare il bilancio dell'anno precedente. Allora, io voglio dare due numeri per quanto riguarda il bilancio del Veneto su due argomenti che l'anno scorso avevamo portato all'attenzione di tutti come obiettivi significativi. A scuola vi danno l'obiettivo della valutazione finale dell'apprendimento, le politiche devono darsi l'obiettivo dell'utilità, della buona gestione dei conti pubblici, dell'efficacia. Ebbene, su due temi, alternanza scuola-lavoro e istruzione tecnica superiore, le Academy, noi l'anno scorso abbiamo portato l'attenzione, l'abbiamo in maniera continuativa rafforzata nelle nostre scelte e oggi facciamo un bilancio. Io vi do quello del Veneto. L'alternanza scuola-lavoro ha avuto un successo straordinario. 115.000 ragazzi che hanno partecipato a percorsi di alternanza, di cui scuole, 138 licei, si diceva il liceo farà fatica, 138 licei, 123 istituti tecnici, 81 professionali e tutte le scuole della formazione professionale. Monitoraggio qualitativo, perché l'Ufficio Scolastico Regionale si è molto anche interessato non solo di dire quanti abbiano fatto questo percorso, ma quanti poi giudicassero positivamente o negativamente questi percorsi. Ebbene, anche qui due velocissime battute. L'alternanza scuola-lavoro, a questo monitoraggio hanno partecipato il 97% delle scuole, una straordinaria sforzo anche da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle scuole nella risposta. Ebbene, sulla condotta e sul profitto, per oltre il 50% è migliorato il risultato finale. Ripeto, condotta e profitto. Profitto vuol dire che l'alternanza scuola-lavoro è servita proprio nelle materie, nelle discipline, ma complessivamente nel profitto della persona, di quel ragazzo che ha fatto questo percorso. Ma l'altro, quello su cui spesso troviamo i titoli di stampa, cioè i ragazzi non sarebbero molto educati, non avrebbero grande rispetto delle regole, beh, si ribalta. L'alternanza scuola-lavoro serve anche a migliorare la condotta, il comportamento, le chiamano competenze trasversali, chi parla bene le chiama soft skills. Noi ci spacchiamo la testa a capire come aumentare queste competenze e l'alternanza scuola-lavoro ce le ha date. Il secondo, l'anno scorso avevamo focalizzato, e lo faremo anche quest'anno, sui percorsi di istruzione tecnica superiore. Con la collega Grieco, ma anche con Gentili, ci facciamo dei rompicapo per capire quale nome potrebbe essere più affascinante per i giovani, perché la comunicazione non è un dettaglio, è parte del messaggio che tu riesci a far passare. L'istruzione tecnica superiore dovrebbe valere un numero solo. In Veneto il 100% dei giovani che fanno questi percorsi entro l'anno, a 6 mesi, a 12 mesi, hanno un lavoro. A 12 mesi vuol dire che quel contratto di cui parliamo spesso, contratti molto brevi, grande turnover, non c'è. Non c'è perché quella persona, quando prova ad andare a lavorare in quella realtà e quell'impresa l'ha conosciuto, l'ha provato, si sono piaciuti, hanno capito che possono fare qualcosa insieme,
poi porta a un risultato. Li abbiamo e dobbiamo chiamarli super tecnici, perché anche questo, altro titolo di giornale, ci sono dei lavori e non troviamo i ragazzi capaci, oppure non ritroviamo le figure professionali utili, oppure i ragazzi non hanno voglia. Non è vero. In questi percorsi, quelli che escono entrano nel mondo del lavoro dalla porta principale e le imprese sono contente. Questo è il bilancio del recente passato e noi vogliamo dare un messaggio. Io non ho mai visto, facendo l'assessore al lavoro, un'impresa che si dà degli obiettivi, fa una programmazione, investe delle risorse e cambia direzione come se fosse schizzata. Perché questa è mancanza di visione. Allora la direzione per noi è questa, certamente lo è per la Commissione Nona, per le regioni italiane con colori politici diversi, ma dove il raccordo con il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro, il contesto, io la chiamo comunità educante, perché ogni istituzione, soggetto economico, del volontariato, delle istituzioni partecipano a queste scelte. E allora, se vogliamo andare nella stessa direzione, dobbiamo anche dirci perché. E io lascio veramente due flash. La prima, anche per via di comunicazione. Io vorrei sfatare alcuni titoli roboanti. L'Italia non è così male come viene raccontata. Anzi, permettetemi, dicevamo prima con il comandante Sperotto, è la più bella patria del mondo, ma ringrazio Dio di essere nata qui e di essere italiana. Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Siamo la seconda nazione per attrazione di investimenti. Titolo di giornale, ci comprano dall'estero. Risposta, 7.000 imprese venete sono di proprietà italiana e hanno acquistato all'estero, cioè sono multinazionali italiane, con testa italiana, anzi veneta, 7.000. Farò il conto anche di quelle del resto d'Italia. Il dato ci è stato fornito ieri sera in una relazione ad un convegno con Milano Finanza e Classe Editori, quindi fonte certificata. Quante sono quelle straniere che hanno comprato le aziende venete? Circa 2.200, vorrei essere troppo precisa perché non mi ricordo se era 2.287 o qualcosa di diverso. 7.000 sono venete multinazionali che hanno acquistato qualcosa all'estero. Siamo e abbiamo questa grande vocazione manifatturiera, abbiamo un Made in Italy che con 235 produzioni arriva prima nel mondo, cioè batte la Cina, batte il Giappone, batte la Germania. Hanno bisogno di competenze, l'ha detto il presidente danese prima. Competenze, conoscenza e strumenti sono quelli che ci portano all'avvicinamento. E allora il mio salesiano di riferimento, Don Alberto, stamattina mi ha detto ma alternanza sembra qualcosa di contrapposto, è un'alleanza tra scuola e lavoro, è un'alleanza tra scuola e lavoro. E per guardare con un minimo di orgoglio maggiore e di consapevolezza, prendo a prestito due esempi e chiudo. Uno del passato, di 100 anni fa. 100 anni fa c'è stato il momento fondativo di questa nazione, Grande Guerra. Se verrete vi invito a visitare lo stand della Regione del Veneto, noi ne abbiamo dato grande spazio. Momento fondativo dell'unità nazionale, ma del coraggio, dell'innovazione, della capacità di costruire una visione comune e un senso di appartenenza. I migliori fecero il loro dovere ed erano la stragrande maggioranza. L'abbiamo celebrata in Veneto molto, ma sarà che è stata anche questa terra di battaglia. Ma oggi il mondo globalizzato e l'economia sono qualcosa di diverso. Io so di molti imprenditori, anche veronesi, che sono andati a fare formazione alla Folgore, per esempio, perché l'approccio di quello che è il mondo del lavoro, signori, è anche questo. È capire qual è il tuo nemico, poi politicamente corretto lo chiama avversario. È capire che devi mettere tutto a fattore comune con meno costi, meno spesa, grande motivazione, grande senso di appartenenza, altrimenti non ce la fai. Questa è l'Italia. La seconda ve la presto perché la sento molto nostra e quindi così chiudo e do il benvenuto a tutti quelli che veneti non sono. Il Veneto un mese fa circa è stato falcidiato da un maltempo straordinario. Ha colpito l'immagine di quei boschi abbattuti, ci ha spezzato il cuore perché abbiamo una grande sensibilità ambientale, ormai tutti, anche questo è molto politicamente corretto. Quel bosco ci ha fatto male. Quel disastro però
In 10 giorni è stato ripulito, le strade sono state rimesse in ordine, la gente si è rimboccata le maniche, non ha aspettato qualcun altro, non ha chiesto in maniera pietosa di essere guardato. Ci siamo dati da fare. Allora, vedete, questo momento di Job è anche questo. Diamoci da fare, ciascuno di noi ha una responsabilità. Non continuiamo a cambiare strada, perché abbiamo visto che alcuni obiettivi che ci eravamo dati producono un risultato. Cominciamo ad avere un po' più di orgoglio di appartenenza e un po' più di amore per la nostra patria. Buon Job e Orienta a tutti. Grazie Assessore. Ricordo che i nostri relatori saranno a disposizione per tutti i giornalisti nella hall d'ingresso. La mattinata prosegue con l'evento Eni, il futuro è qui. Grazie a tutti per l'attenzione. Junk Band, benvenuti, benvenuti a voi e benvenuti a tutti voi ragazze e ragazzi a questo appuntamento di apertura per Job e Orienta. Come state? Bene? Sentite, allora, poiché c'è anche uno streaming, siamo live sulla fanpage di Job e Orienta, con questo appuntamento Eni, vorrei chiedervi di farvi sentire. Allora, al 3 giriamo con le camere e facciamo una ola d'applauso da qui a lì. Job e Orienta, partiamo, via! Crescendo! Non si sente? Non si... Bene, allora, questa ora e mezza insieme noi la trascorreremo raccontandovi alcune storie davvero interessanti. Intanto vi dico che proveremo a orientarsi nel futuro, ma a orientare il futuro, perché in realtà sarete voi anche a orientare questo futuro. Io sono Giampaolo Colletti, sono un giornalista, scrivo per un giornale che si chiama Sole 24 Ore, quindi legato al mondo delle tecnologie e dell'economia, e sarò soltanto il passaparola per alcune straordinarie storie che saliranno su questo palco. Una di queste storie l'avete già ascoltata nel primo jingle musicale, perché noi abbiamo qui la Junk Band. Con chi posso parlare? Vieni qui, raggiungimi, vediamo se c'è un gelato oppure se me lo portate. Non so se vedete ragazzi, ci sono degli strumenti musicali che in realtà non sono altro che qualcosa che è rinato di fatto da altri utilizzi. Proviamo a prendere questo microfono qui.
Junk Band. Con cosa suonate voi? Raggiungimi al centro del Mi palco. sembra abbastanza evidente che suoniamo con strumenti fatti con materiale di riciclo o di recupero. Vediamo, ci sono le chitarre, magari sono fatte con una cassetta del vino, abbiamo la batteria con fustini, bidoni di plastica di vario tipo. E, Quindi insomma, cassette, anche gli amplificatori barattoli, abbiamo. materiali tutto quello di che si può riciclo. recuperare. Poi se andiamo nel dettaglio anche nella chitarra possiamo notare degli Guardate la oggetti anche chitarra. abbastanza riconoscibili. Senti, ci fai sentire un jingle al volo con la chitarra per far capire come poi parte questo? Accompagniamo? Ok. Bene, bene, poi so che tra qualche secondo vi esibirete. Voi arrivate da Capannoli, provincia di Lucca, e a Capannoli c'è una particolarità, lo dico anche a chi è laggiù in fondo, in realtà, raggiungimi qui al centro se puoi, si fa la raccolta differenziata al 90%. Sì, abbiamo raggiunto la soglia del 90%, lo dico anche con un po' di orgoglio. Sono quelle buone pratiche che poi ti insegnano anche ad andare avanti a degli step successivi, come questo progetto qui, no? È una cosa magari inaspettata, però si insinua questo seme che germoglia e prende varie direzioni. Noi siamo musicisti, abbiamo grande passione per le tematiche ambientali e quindi io sono appassionato anche di artigianato e questo è il motivo per cui poi allora, vengono fuori queste cose. Tra poco ascolterai una persona che, e l'ascolteremo tutti qui in sala e anche chi è in streaming, che di artigianato, il futuro dell'artigianato, ha scritto e detto tanto. Intanto vi lascio il palco perché ci fate altri 2 pezzi e poi con tutti voi entriamo in 4 storie straordinarie, storie di professionisti, docenti, imprenditori, attrici che hanno dato un senso di orientamento alla loro vita e con i quali vogliamo dialogare insieme a voi. Intanto Junk Band e torniamo tra poco. Buongiorno signori e signori, ho il piacere di presentare le 2 voci della Gaudaz Junk Band, Miss Freaky Bea e Mr. Rick Hatton. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno da tutta la Gaudaz Junk Band. Mr. Rick Hatton. Well, buongiorno everybody. Now, non lontano di qua, c'è il fiume Po. Ma io vi chiederei di chiudere i vostri occhi e credere che invece del Po c'è il Mississippi River. You right, boys? Zanzare grandi come elicotteri. Bravi. You got it. All right. Left a good job in the city, working for a man every night and day. I never lost a minute of sleeping till I took a ride on a riverboat queen. Big wheels keep on turning. I said, proud Mary, keep on burning. Rolling, 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 rolling on a river. Let's hear it. Come on now. Rolling, 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 rolling on a river. Take it on, baby. Have a good job in Memphis, pumping up the taste down in New Orleans. And I never heard one made of the sleeping, turn right on the river the Queen. Big wheels keep on turning. I said, proud Mary, keep on burning. I say rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I say rolling, 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 rolling on the river.
working for a man every night and day. I never lost a minute of sleep until I took a ride on a riverboat queen. Big wheels keep on turning, proud Mary keep on burning. Rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I said rolling, 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 rolling on the river. Take it up. Hey. Let's get a little bit of the banjo here. Banjo, all right. And the slide guitar. I say rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I say rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I say rolling, 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 rolling on the river. Rolling on the river. I say rolling, 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 rolling on the river. Fantastic. Grazie. Fantastic, come vedete ragazzi, non solo i strumenti sono riciclati, ma anche i nostri vestiti, i nostri biancherie intime, tutto rigorosamente riciclato. Just a minute, babe. Hang on. Ho visto la ragazza che stava con me ieri sera. No, anche È qui. stupenda, è lì seduta, lei fa tutta la vaga. Lei fa tutta la vaga, ma è la mia amore. Allora questo è dedicato a lei. Wonderful girl. You ready, boys? All right, here we go. Ow! All right. Hey. Don't have to be beautiful to turn me on. Just want your body, baby. From dusk till dawn, I wanna be experienced to turn me out. When you leave it up to me, ow, you can tell me what it's all about, yeah. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. And no particular sign I could pat on the whip. Just want your extra time and your kiss. You love her, baby. She's all right. I like her. I like her. You act like too dirty, baby. If you want to impress me, love your age, not just your size. I don't have to undress me. I wanna be your fantasy, baby. You could be mine. Well, just leave it all up to me. You could have a good time. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be good to rule my world. And no particular sign I could bite of the whip. I just want your extra time and your kiss. Woo! Yeah, got it, baby. Let's have a bit of banjo, all right. Take it on, more.
You ready, baby? Oh, break. Here we go. Women and girls, they rule our world. Say, They rule our world. all right, clap your hands up in the air. Women and girls, they rule our world. They rule our world. All right. You know you gotta get in the junk sound if you wanna get the funk out. Huh. Hey. Get on and tight in my baby. Taking us all about it. Don't have to be rich to be my girl. Don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I could bother with. Just want your hits and time and your kiss. The Gaudatz Junk Band. Thank you. Junk Band, grande Junk Band, restate con noi però, Certo. Restate con noi. Allora, avete sentito la musica che nasce da strumenti che in realtà fanno parte dell'uso quotidiano, che rivivono, tornano a nuova vita. Allora, 4 storie straordinarie, ve lo anticipate, adesso magari la Junk Band li accompagna, perché con Eni, Job e Orienta 2018, abbiamo deciso di portarvi 4 idee di futuro, un futuro che si realizza attraverso queste testimonianze. La prima storia che ascolteremo oggi qui sul palco è la storia di un docente universitario, saggista, insegna International Management all'Università di Venezia e di fatto da lui è partita tutta una nuova narrativa legata al futuro artigiano. Il professor Stefano Micelli, benvenuto. Facciamo accomodare. E allora, un'altra storia per cui, per lui, nulla è impossibile. Infatti, quando gli dicevano guarda che questa impresa è impensabile, non si possono creare delle traverse ferroviarie ecosostenibili, lui in realtà è andato avanti, ha lasciato Palermo, è salito a Milano, ha girato il mondo e ha creato una start-up che si chiama Green Rail, che sta ripensando il trasporto ferroviario, quindi la mobilità. Con noi, con Eni, a Job e Orienta, c'è Giovanni De Lisi. Vai. Giovanni De Lisi, imprenditore, ci racconterà questa esperienza che ha avuto, pensate, 80 brevetti in tutto il mondo e lui dall'Italia è arrivato anche in America. Non ho tanta voce, ma qualcosa mi resta per dire che oggi ci spostiamo dall'Italia al resto del mondo con un'attrice che voi avete già visto sicuramente in televisione, la riconoscerete sicuramente, e ci racconta come davvero anche lei nulla è impossibile e in fondo tutto può succedere. Esther Elisha. Allora, lei ha vissuto in mezzo al mare per un anno. Pensate, in mezzo al mare. Non era in vacanza però, era lì per lavoro. È un ingegnere, ha fatto un master molto particolare che ci racconterà e da quel master poi un po' le è cambiata la vita. E qui con noi, con Eni, a Job e Orienta, la ingegnere di perforazione Gilda Bartucci. Benvenuta. Allora, Gilda, Stefano, Giovanni, Esther vi racconteranno 4 storie che poi sono le loro storie e vi ispireranno anche per capire quello che si può fare nel futuro, nel vostro futuro. Noi però abbiamo anche un numero WhatsApp, non so se la regia ci aiuta e ce lo manda a schermo, perché guardate, lo leggiamo insieme, 345 65 66 024, ci siete? Voi scrivete
a questo WhatsApp, c'è una linea wifi aperta e a disposizione, il futuro è qui e io vorrei leggere alcuni vostri messaggi che mi arriveranno sullo smartphone per sapere un po' cosa ne pensate di queste storie, di queste esperienze, di questi stimoli, ma anche di questi consigli. Nel passare la parola al primo ospite vi dico questo. Allora, qualche mese fa sul Sole 24 Ore abbiamo scritto un dato che è impressionante. Pensate, il 65% degli studenti della vostra età, 17-18 anni, farà un domani un lavoro che ancora oggi non esiste. 65% di voi lavorerà in qualcosa che ancora è da inventare. La ricerca si chiama Tomorrow Jobs, è stata realizzata da Microsoft e in qualche modo ci racconta il mondo del lavoro che cambia. E c'è qui il professor Stefano Micelli che ci racconta questo mondo del lavoro che cambia con le tecnologie, con le nuove tecnologie, ma anche con l'elemento imprescindibile, l'elemento umano. Professor Stefano Micelli. Applauso. Ciao Paolo, grazie. Credo che funzioni questo. No. Ah, ecco qua. Ci tenevo molto a essere qua oggi. Io insegno a dei ragazzi che hanno già intrapreso un percorso universitario. Credo che sia molto importante che chi fa il mio mestiere si avvicini alle persone che oggi stanno facendo una scelta importante, che è quella di continuare gli studi, di intraprendere un percorso che può essere il percorso dell'università, delle lauree triennali, degli istituti tecnici superiori che sono stati prima indicati, evocati dall'assessore Donazzan. Ecco, oggi noi siamo qui a ragionare su delle scelte importanti e lo facciamo a partire da un tema, che è il tema del lavoro. Il lavoro è un oggetto difficile da acchiappare in questi mesi, in questi anni, nel senso non solo difficile da trovare per alcuni, ma è anche un oggetto sul quale si discute molto da punti di vista che per molti di voi sono punti di vista difficili da cogliere. Si parla molto, per esempio, di mercato del lavoro, di gente che deve entrare, di gente che deve uscire dal mercato del lavoro. Per esempio si parla di pensioni anticipate, si parla molto di contratti del lavoro, contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato, contratti di varia natura. Si parla poco del contenuto del lavoro. Ecco, noi oggi credo che siamo qui per ispirare voi, non tanto parlando di contratti o mercati del lavoro, quanto ragionando con voi su quello che voi potreste o potrete fare. Concretamente di che cosa voi vivrete, non solo in termini economici, di remunerazione, ma anche in termini di vita, di espressione del vostro talento, di vostra capacità di stare nel mondo con gli altri a testa alta. Da questo punto di vista, Giampaolo Colletti vi ha presentato una delle statistiche più gettonate dalla stampa negli ultimi mesi. Molti di voi, dice una solida pubblicistica, faranno mestieri che ancora oggi tentiamo a mettere a fuoco. Le statistiche più note a riguardo sono quelle di questo report del World Economic Forum, da un titolo molto impegnativo, The Future of Jobs, il futuro dei lavori, che ha segnato, come dire, una stagione non solo di attese e di curiosità, ma anche, diciamo la verità, di allarmismo. Ci dice questo report che tante persone, non solo voi, anche le persone della mia età, dovranno fare una grande operazione lì viene chiamato reskilling, di riapprendimento. Tutta questa novità ad alcuni piace, ad altri mette moltissima agitazione. Come fare a capire oggi per voi, come fare a investire oggi in un percorso, in una traiettoria che ci guidi verso un lavoro che ci piace, che è interessante, che allo stesso tempo incontri una domanda
nel mondo dell'impresa, della pubblica amministrazione, delle libere professioni. Come fare a investire in un mondo che ci viene detto essere terribilmente incerto, anzi incertissimo. Una cosa che io ho imparato dai libri di fantascienza, in particolare da un autore che a me è molto caro, William Gibson, è che in fin dei conti il futuro c'è già di solito. Solamente, come dice William Gibson, il futuro è qui, come si intitola anche il convegno di oggi, ma è molto, molto malamente distribuito. Non è un qualche cosa che noi possiamo vedere. In alcune porzioni, no, del nostro mondo, in particolare del mondo occidentale, New York e San Francisco, già è chiaro cosa succederà, in altre è più difficile da capire. Con voi oggi non vorrei parlare dei generici lavori del futuro, faremo i dog sitter o ci gestiremo la cyber security. Mi interessa fare un esercizio diverso, sulla base di quello che oggi già noi vediamo, anche in Italia, identificare le tre caratteristiche dei lavori del futuro, una sorta di cartina tornasole. Se questi lavori, che voi potreste incrociare, vedere, magari un giorno anche fare, non hanno queste caratteristiche, è meglio un po' pensarci su. Parto da un primo tema che voglio portare alla vostra attenzione. Questa è un'immagine che parla di stampa 3D. Queste sono lampade stampate in una città non lontano da qua, lampade stampate in un laboratorio che per tanti anni ha fatto prototipi per il settore automotive, lampade che vengono prima stampate e poi rifinite a mano. Ho voluto portare questa vostra immagine perché se c'è una caratteristica del lavoro del futuro è che sarà un lavoro ibrido, sarà un lavoro che metterà insieme il digitale, la stampante 3D, con una manualità sofisticata o con una competenza umana di grande qualità. Questo varrà per tutti i lavori, per una regola molto semplice. Tutto ciò che è puramente digitale inesorabilmente passerà sotto il governo di forme di intelligenza artificiale sempre più sofisticata, tutto ciò che è puramente manuale, tutto ciò che è puramente umano sarà molto costoso, in alcuni casi costosissimo. Se voi pensate che ancora oggi si fanno le borse in pelle a mano, qua vicino a Vicenza per esempio, ma sono borse di lusso, sono grandi marchi del lusso che hanno investito in Italia proprio per questo, tutto ciò che sta in mezzo, come queste lampade, rischiano di essere un mondo per noi interessante. Digitale e analogico combinati sono per noi un aspetto interessante di valore economico. È un mondo che c'è già, l'Italia è già campione di questa convergenza fra le due dimensioni, è un qualche cosa sul quale secondo me è giusto investire. Seconda caratteristica che voglio portare alla vostra attenzione è un mondo riflessivo. Il mondo sul quale i lavori che voi farete dovranno avere una qualità in cui voi scommetterete nel pensare, ragionare, riflettere su quello che state facendo. Non riflettete su quello che state facendo? Non va bene, è un segno del passato, è un segno del lavoro del Novecento che abbiamo lasciato alle spalle, della catena di montaggio. Chi ce lo ha insegnato? Il modello giapponese. Il modello giapponese è stato un modello che ha costretto anche gli operai sulla catena di montaggio a pensare la qualità. Tutti i lavori del futuro avranno a che fare con quest'idea di riflettere, pensare su quello che si fa. Se non riflettete su quello che state facendo, qualcuno lo farà per voi e può darsi vi toglierà parte del vostro lavoro. Terza caratteristica che voglio portare alla vostra attenzione, poi lo vedremo, abbiamo un imprenditore in sala, il tema del lavoro del futuro avrà una qualità imprenditiva. Non ho usato la parola imprenditoriale perché l'associamo inesorabilmente alle start-up e abbiamo una start-up qua, però in generale il lavoro del futuro avrà a che fare col fatto che voi esplorerete individualmente cose che oggi non ci sono. Non è vero, come se qualche volta pensiamo con Colletti, non è vero che i lavori pioveranno sulla nostra testa come pensavano i galli di Asterix e Obelix, ci arriveranno dal futuro i lavori e noi non sapremo che roba è. Non è così. I lavori del futuro ce li costruiremo voi e li costruirete voi. Che fare? Che fare in questa sala? Mi permetto di dare 3 consigli molto semplici.
3 consigli che secondo me sono utili per chi oggi affronta la sfida che voi state affrontando in questo momento. Il primo di questi consigli ha a che fare con un tema che Giampaolo Colletti ha sollevato, che è l'esperienza del fare e del fare digitale. Il vostro mondo è un mondo nato sui cellulari. Voi vivete sugli schermi. Quando noi abbiamo letto 20 anni fa un libro dell'MIT che si intitolava Life on the Screen, ridevamo. La vita sugli schermi, che roba è? Voi vivete sugli schermi, noi viviamo sugli schermi. La media del tempo passato sul cellulare di ogni persona oggi nel mondo occidentale è fra le 3 e le 4 ore. È impressionante, 20 anni fa se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto. Ecco, proviamo a ritornare nel mondo reale, se posso dare un consiglio, torniamo a utilizzare queste nuove tecnologie che oggi sono la grande rivoluzione, la 4ª rivoluzione industriale, e lo facciamo dal basso. Primo consiglio che io vi do: entriamo in questi spazi che sono questi Fab Lab, entriamo in queste dimensioni perché possiamo imparare. Ce n'è a Verona, ce n'è in tutta Italia, ce ne sono 100. È un modo interessante di dire: metto insieme il mio mondo digitale con un mondo analogico. Per chi viene dal mondo analogico, del fare tradizionale, è la scoperta di una nuova idea del digitale. Secondo consiglio: ci teniamo a una cultura della riflessione, scoprire il mondo diverso. L'unico modo che noi abbiamo per imparare a riflettere è confrontarci col mondo. Il progetto Erasmus è stato un progetto straordinario da questo punto di vista perché vi ha consentito di viaggiare studiando. Fernand Braudel diceva una cosa secondo me molto importante: quando si viaggia di solito si impara poco dei paesi che si visitano, si impara moltissimo del paese da cui si proviene. Imparare a riflettere su se stessi significa confrontarsi con gli altri. Ecco, quest'idea di viaggiare, di pensare un percorso formativo centrato sull'esperienza del confronto anche internazionale, io lo consiglio molto vivamente. Un ultimo aspetto ha a che fare con il tema dell'imprenditorialità. Mario Andretti, che è un ex pilota della Ferrari che voi non conoscete, ma che chi ha la mia età conosce, ha detto una frase secondo me bellissima. Faceva il collaudatore dell'automobile e diceva: se tutto sta andando bene nella mia macchina vuol dire che non sto andando abbastanza veloce. Ecco, se c'è una cosa che voi in questo momento dovete evitare è abitare la vostra comfort zone. Non esiste alla vostra età, non esiste alla mia età una comfort zone praticabile. Nessuno vi chiede di vivere l'esperienza del pericolo, però di uscire sistematicamente dalla propria comfort zone, questo sì. C'è una domanda che di solito ci si fa: qual è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Ecco, credo che ciascuno di voi, me compreso, ci sono anch'io dentro, ma ciascuno di voi deve porsi questa domanda ogni volta che inizia a fare un percorso. Mi darà questo percorso la possibilità di fare cose nuove per la prima volta e di espormi, di mettermi in una situazione che è quella che poi segna la carriera dei grandi imprenditori. I veri imprenditori vi diranno sempre una cosa: senza sfide non vivo. Ecco, abituarsi lentamente, subito, a una vita in una posizione un po' anche scomoda è uno dei consigli che mi sento di dare a chi come voi sta entrando in un percorso che segnerà gran parte della propria vostra vita professionale e della vostra vita in generale. Credo di aver dispensato, Giampaolo, anche troppe indicazioni. Su questo veramente mi fermo. Grazie. Professor Stefano Micelli, ma professore, accomodati pure, ma ti dico che stanno già arrivando le domande, vorrei rimettere a schermo il numero WhatsApp. Allora, una cosa che mi chiedono, insomma, però forse più rivolta dal primo stimolo: ma se il 65% dei lavori non esiste ancora, come faccio a sapere che fare? L'altra domanda, te ne dico 2 e poi rispondi. L'altra domanda è: sarà meglio essere un artigiano bravissimo oppure un super tecnico? E ti chiudo su questa cosa: voi avete mai avuto paura di buttarvi in nuove avventure, lontano da comfort zone? La prima era, Giampaolo? 65% dei lavori sono tutti da inventare, allora? Di nuovo questo tema: i lavori non pioveranno.
sulla nostra testa dall'alto. C'è questo rischio, se non facciamo nulla arriverà una multinazionale del commercio elettronico, arriverà una piattaforma di queste digitali e ci dirà cosa fare, ma in uno scenario da paese capace di intraprendere, di sperimentare, gran parte del lavoro, del nuovo lavoro che immaginiamo sarà il frutto di tante sperimentazioni che voi metterete in campo. I nuovi lavori ci appariranno nuovi ex post, ma sarete voi i protagonisti di questa novità. L'importante è iniziare a costruirli ora. La seconda domanda mi sembra cruciale e su questa, permettetemi, faccio una sottolineatura. Vogliamo essere più super tecnici o grandi artigiani? Sembra una sfumatura linguistica, in realtà non lo è. Il tecnico è, se volete, l'erede di una tradizione novecentesca che accetta la supremazia della scienza e della tecnologia e si fa carico di essere il suo interprete. Io studio i manuali di ingegneria e poi smanetto per far funzionare una macchina. Ecco, il tema dell'artigianalità mette in campo un'idea di umanità, di passione, di energia, di vitalità, anche di quota artistica. La parola artigiano ha la parola ars al suo interno, che mette in moto un'idea di creatività, stile, personalità, che la parola tecnico ovviamente non ha, che è molto, molto, molto italiana. Ecco, è una specificità del nostro paese che credo vada sottolineata, perché nel mondo là fuori ci viene apprezzata, viene riconosciuta questa specificità. Avevo un ultimo passaggio, forse? Sì. L'ultima domanda. Comfort zone, il professore l'ha mai abbandonata? Sì. Guardate, io tendo a esercitarmi sistematicamente fuori dalla comfort zone. Credo che sia un esercizio, lo dico senza patemi di essere smentito, che vada praticato quasi quotidianamente. Ogni giorno dobbiamo porci la domanda: sto facendo qualcosa di nuovo? Mi sto costringendo ad essere qualcosa di diverso da quello che sono? Lo dico scherzosamente, ma prima ho detto a Giampaolo Colletti, che adesso fa, che raramente vengo a questo tipo di manifestazioni perché parlo con giovani e con un pubblico più professionalizzato, parlo con ragazzi che fanno la laurea magistrale, fanno il quinto anno di università. Per me era un modo oggi di mettermi un po' alla prova e di dialogare con delle persone che hanno un'età diversa. Anche oggi ho fatto il mio esercizio di uscire dalla comfort zone. Professor Stefano Micelli, l'applauso della sala e il saluto anche di chi ci sta seguendo in streaming sulla fanpage di Job e Orienta, che di fatto oggi apre le porte. Vi ricordo a chi è in sala e anche a chi ci sta seguendo e che visiterà la fiera qui a Verona, Padiglione 7 con Eni, anche per dei percorsi alla professionalizzazione, e scopriremo anche con la realtà virtuale i nuovi lavori guidati dalle persone Eni, quindi Padiglione 7 andatelo a visitare. Allora, quanti di voi in sala, per chi è in sala, ha in testa di fare l'imprenditore? Per alzate di mano. C'è una mano alzata? E se vi dicessi lo start-upper? Cos'è? Qualcuno mi ha chiesto cos'è lo start-upper? Chi è? C'è una mano alzata? Nessuna? Solo una? Dov'è? Chi è? Ah, ecco. Allora, quella persona lì potrebbe un domani... Come ti chiami? Matteo potrebbe un domani, che so, diventare come Giovanni De Lisi, imprenditore, start-upper, palermitano di nascita, milanese di fatto di adozione. La sua impresa oggi da 0 persone, da lui, è passata ad avere 18 talenti, giovani professionisti, ingegneri ambientali, ma non solo, e lui sta ripensando i treni, anzi, dove i treni passano, quindi le traverse ferroviarie che diventano ecosostenibili. Una storia straordinaria. Pensate che dall'Italia i brevetti oggi sono un'ottantina per tutti i paesi del mondo, e la sperimentazione avviene un po' in Italia, ma anche dall'altra parte del mondo, in America, dove c'è stata una commessa importante, quindi la vendita di queste traverse al mercato americano. La storia di Giovanni De Lisi l'ascoltiamo ora direttamente dalla sua voce. Benvenuto Giovanni. Grazie Giampaolo, grazie a tutti, benvenuti. Vi racconto la mia storia che parte all'età vostra. Io
Dal liceo già avevo deciso cosa volevo fare nella mia vita, perché secondo me la cosa più importante che abbiamo noi nella vita è il tempo. E le basi della nostra vita le poniamo dai 16 ai 30 anni. Ai 30 anni ormai sei formato. Se non cominci a riflettere a 16 anni su cosa vuoi essere nella tua vita, a 30 anni ti ritrovi a non avere fatto un percorso che ti porta a quello che volevi fare. Quindi questo è il primo invito. Riflettete e pensate oggi cosa volete essere domani. Io l'ho fatto già nei banchi di scuola. Non sono mai stato un secchione, anzi sono stato anche bocciato al secondo anno di liceo, non sono mai stato uno studente modello, ero la peste della classe e temuto dai professori e sempre ovviamente massacrato dai professori. Però quello che sapevo già a 16 anni, 17 anni nella mia vita è che volevo fare impresa, volevo essere, perché avevo la stupida, lasciatemi passare il termine, idea che fare impresa significava essere liberi. Oggi capisco che non è più così, anzi hai molte più responsabilità rispetto a quello che pensavo a 16 anni. E quindi già cominciavo a riflettere su quello che nella mia vita avrei voluto fare, ed era fare l'imprenditore. Ovviamente il percorso del liceo termina, e il percorso classico è passare all'università, scegliere la facoltà. Per chi vuole fare impresa io faccio una scelta che era quella di ingegneria gestionale, quindi un po' ingegnere, un po' economia. Sono scappato da ingegneria gestionale, sono scappato dopo la prima prova in itinere di analisi 1, matematica. Non avevo mai stato una cima in matematica, e il professore entra in aula con una maglietta con scritto minimo 7. Allora un mio compagno di università chiede al professore, gli chiede ma che vuol dire minimo 7? Dice, minimo 7 volte prima di passare l'esame. Io lì mi sono alzato, sono scappato via, sono tornato a casa, perché per me quello significava perdere tempo. Non volevo perdere tempo. Ero cosciente del fatto che siccome non ero una cima in matematica, almeno io ci avrei perso 8 volte, non 7, minimo, e quindi la scelta è stata quella subito di cambiare. Cambio, vado in giurisprudenza. Giurisprudenza andavo benissimo, ho fatto tutti gli esami, la media del 28, quindi andavo perfettamente bene. Quando un giorno mi sono fermato, avevo 19 anni, ho fatto un conteggio di quando sarei diventato avvocato, di quando avrei cominciato a guadagnare, e quindi a essere libero rispetto alla mia famiglia. Ho fatto un'analisi e ho detto ok, bene che vada, a 29 anni sarò avvocato e avrò uno stipendio, un compenso che mi consentirà di vivere serenamente e felicemente. 10 anni dentro l'università, 10 anni nel studiare, per me, per il mio carattere, non vi dico che è errato, per il mio carattere non faceva per me. Quindi parlo subito con mio padre e decido di andare a lavorare. Mio padre aveva un'impresa di costruzioni ferroviarie. Non facevamo le traverse, adesso vi spiego cosa sono le traverse per chi non lo sa, ma costruivamo i binari. Facevamo manutenzione e costruzione di binari. Voi pensate, mio padre, ovviamente figlio del titolare di impresa, scrivania, ufficio, no, cantiere, 5 anni, lontano dalla Sicilia, io sono siciliano, primo cantiere, Busto Arsizio. Squadra saldatori. Saldatura luminotermica, saldare i binari, considerate, ho cominciato a luglio, c'erano 30 gradi all'ombra, le saldature arrivano a 1800 gradi di temperatura. Quella però è stata la mia fortuna. Quella è stata la mia fortuna perché ho cominciato dal basso, ho cominciato a toccare con mano quello che era il mondo ferroviario e per 5 anni ho fatto l'operaio in cantiere. Quello mi ha consentito di arrivare a 26 anni ad avere un'idea, a saper analizzare un'idea e a capire che potevo portare sul mercato un nuovo prodotto nel settore ferroviario. Ho inventato una traversa ferroviaria. Le traverse ferroviarie sono quelle travi che compongono i binari, che anticamente erano in legno. Tutti quanti avete preso un treno nella vostra vita sicuramente, avete visto un binario in stazione. Il binario è composto dalle rotaie in acciaio e dalle traverse che prima erano in legno, oggi sono in calcestruzzo. Considerate che il 90% delle linee ferroviarie è costruito con traverse in calcestruzzo che sono state ingegnerizzate nel 1901. Siamo nel 2018, ancora lo standard sono le traverse in calcestruzzo, che creano altissimi costi di manutenzione, creano tantissimi problemi tecnici, e da lì nasce l'idea di creare una traversa
in plastica e gomma riciclata. Perché? Perché nel 2011, quando io ho l'idea, guardavo 10 anni avanti, quindi ai giorni nostri, diciamo, e la sostenibilità ambientale era l'obiettivo per la nuova economia, la green economy. Quindi già nel 2011 io penso a un prodotto guardando a quello che era il megatrend del futuro. Questo è quello che dovete imparare a fare, cominciare a guardare quello che in futuro l'economia, il mercato richiederà e impegnarvi su quello. Oggi, ad esempio, è impossibile pensare di creare impresa, di creare dei prodotti che non rientrano all'interno di un criterio di sostenibilità ambientale e di circular economy. Ormai oggi è lo standard. Oggi è impossibile creare mercati con prodotti che sono altamente inquinanti e che non hanno un processo di riciclo a fine vita. Questo io ho cominciato a capire nel 2011 e ho puntato tutto su quello. Ho capito e ho analizzato il mercato, ho studiato per 6 mesi, sono andato fuori dai cantieri, ho studiato per 6 mesi, ho analizzato il mercato. Considerate, io non sapevo come si costruisse una traversa ferroviaria, le avevo solamente montate. Quindi non avevo idea di cosa ci fosse dietro a tutto quel mercato. Ho studiato, mi sono applicato, ho analizzato tutti i miei competitor nel mondo. Quando ho capito che quello che avevo in mente era un'idea che poteva essere brevettata e che aveva il potenziale di rompere il mercato, mi sono buttato a capofitto, sono andato fuori da quella che era la mia comfort zone, ho rischiato e ho creato la mia startup. Oggi sono anche vicepresidente dell'Associazione Italiana delle Startup e in questo momento, fino al 17 dicembre, quando ci sarà la nuova nomina, Green Rail è la startup dell'anno in Italia. Quando io ho creato Green Rail non sapevo nemmeno cosa fosse una startup, perché nel 2011 tutto quello che era il movimento che si è creato in Italia intorno al concetto di startup non esisteva. Quello è stato un momento, quando ho capito che il mondo delle startup poteva agevolare la mia innovazione, è stato un momento in cui ho compreso che c'era qualcosa, c'era qualcuno al di fuori di quello che era la mia zona di comfort zone che avrebbe potuto agevolare la crescita della mia azienda. Oggi è possibile fare azienda a partire da zero, è possibile creare un'azienda, è possibile creare una startup, ci sono tutti i presupposti legali, economici, finanziari per creare un'azienda, rischiare e portare sul mercato un prodotto, un'innovazione. Prima del 2012 era molto complicato. Non mi sono fermato lì. Oggi considerate che Green Rail è conosciuta in tutto il mondo, abbiamo un brevetto che è definitivo in 87 paesi, abbiamo chiuso un primo contratto di licenza di brevetto negli Stati Uniti, dialoghiamo dal Giappone, Russia, Kazakhstan, Nuova Zelanda, Sudafrica, Uganda, cioè siamo veramente tanto conosciuti, ma non ci siamo fermati nel fare ricerca e sviluppo. Non ci siamo fermati perché, come vi dicevo prima, il prodotto è stato ingegnerizzato con plastica e gomma riciclata. Oggi lo standard è per forza un prodotto che è ottenuto da materie riciclate, ma qual è il megatrend? Se vi chiedo quale sarà il megatrend del futuro, oggi prima era la sostenibilità, oggi secondo voi quale sarà il megatrend del futuro? Mandatelo WhatsApp, rispondete. Bravo. Scrivetelo. Io vi dico qual è quello che è secondo Green Rail. Il futuro sono i big data. E se pensate alle linee ferroviarie, le linee ferroviarie sono delle reti che connettono territori. Sono reti che hanno un impatto ambientale perché sono ovviamente costruite all'interno di un territorio, hanno un impatto ambientale, passano, attraversano le città, attraversano i territori, attraversano la campagna e oggi hanno una sola funzione, quella di fare passare sopra i treni. Noi abbiamo capito che questa linea poteva avere altre funzioni, altre funzionalità, oltre a quello di struttura ferroviaria. E abbiamo creato altri 2 prodotti, sempre partendo da materiali riciclati, che come vi dicevo ormai è lo standard, non puoi prescindere, e abbiamo creato una traversa che è in grado di produrre energia
e trasformare ogni linea ferroviaria in campi fotovoltaici. Considerate che la linea ferroviaria per il 95% del tempo sta esposta al sole, viene coperta esclusivamente quando il treno gli passa sopra. Noi abbiamo realizzato delle traverse con integrato dei pannelli fotovoltaici che consentono di trasformare ogni chilometro di linea in un campo fotovoltaico che è in grado di produrre energia per alimentare 15 abitazioni nel consumo anno totale. Non ci siamo fermati lì perché abbiamo capito che all'interno delle traverse, le traverse potevano essere un contenitore di sistemi per raccogliere dati e trasferire dati in diretta per la manutenzione predittiva, per la diagnostica predittiva delle linee ferroviarie, quindi andare a dare un servizio ai gestori delle linee migliorando il servizio che poi viene tradotto al cliente finale che utilizza la linea ferroviaria, quindi anche relativo alla sicurezza del traffico ferroviario. Considerate che una traversa è posizionata ogni 60 cm, quindi avere dei segnali, dei dati elaborati ogni 60 cm nella linea ferroviaria, parliamo di un'innovazione molto importante. Su questo siamo riusciti a chiudere un accordo con una delle più grandi compagnie al mondo in questo ambito, in questo settore, che è Indra. Indra è una grandissima multinazionale spagnola che ha creduto in noi, ha creduto fortemente in questa innovazione e con loro stiamo portando avanti. Non è impossibile fare innovazione, non pensate che io sia differente da voi, ero come voi, ero uno di voi. L'unica cosa che mi ha spinto a creare quello che ho creato è stato, alla vostra età, capire cosa volevo essere a 30 anni. Vi faccio vedere adesso il nostro video aziendale, che è appena stato rinnovato, proprio ieri, dove si vede quella che è la nostra visione del futuro delle linee ferroviarie. Grazie, possiamo fare mandare il video. Grazie mille. Giovanni De Lisi, Green Rail. Allora, tante domande sono arrivate, ti faccio qualche domanda subito, intanto vi chiedo di raccogliere la sfida che ci ha lanciato Giovanni. Quale sarà secondo voi il futuro e il trend del futuro? Stanno arrivando anche tanti stimoli su questo, videogame, internet, viaggiare. Vorrei che tutti, nella sala tutti voi, c'è un wifi a disposizione, il futuro è qui, scriveste il vostro futuro, cioè quale sarà la tendenza nel futuro nella quale voi vivrete a brevissimo. Allora, intanto Giovanni, tante domande. La prima che ti faccio è questa: come avere finanziamenti? Le idee non bastano, penso che anche se un'idea è geniale non serva se non si hanno i fondi. Grazie. Questo è stato quello che all'inizio tutti mi chiedevano, cioè, come fai a fare una startup se non hai i fondi? Allora, considerate che quando le idee e i progetti sono validi, sono ben presentati, i soldi, i finanziamenti sono l'ultimo dei problemi per un progetto. Cioè, quindi si lavora prima sull'idea? Prima si lavora sull'idea. Se sei credibile, se sei presentabile, se hai un team che è valido, i fondi sono l'ultimo problema. Considerate che noi come Green Rail siamo riusciti a raccogliere 4,5 milioni di euro a fondo perduto. Tra l'altro molti arrivano anche da finanziamenti europei. Un'altra domanda, ce ne sono tante, però se rispondi brevemente ne facciamo diverse. Cos'è precisamente una startup? Cos'è una startup? È un'azienda giovane
Un'azienda partita dal presupposto che startup ormai è un termine secondo me abusato, perché sembra quasi che quando ci chiamiamo startup o chiamiamo una startup già vuol dire che siamo miliardari, siamo Zuckerberg o siamo diventati i cambiatori del mondo. Non è così. Una startup è un'azienda classica che ha dei vantaggi fiscali, economici e legali in fase iniziale, che, per farvi un esempio, una startup innovativa nei primi 5 anni di vita non subisce tutto quello che è il profilo legale legato a un eventuale fallimento. Un'azienda classica sì. E quindi è soltanto un'azienda che ha un'agevolazione nel portare sul mercato, ha la possibilità di rischiare e di avere del tempo per poter portare sul mercato un prodotto. Se ci si riesce bene, se non ci si riesce, amen, si riparte, se ne rifà un altro. Senti, un altro paio di domande, ma l'utilizzo dei big data, che hai citato alla fine, non include l'utilizzo di dati personali e quindi una minor considerazione della privacy? Sicuramente sì, il problema dei dati non è un problema legato soltanto a quello che stiamo facendo noi, ma in generale. Voi considerate che qualsiasi cosa fate, anche sul telefonino, siete tracciati, ci sono dei dati sensibili che vengono poi gestiti, però ovviamente in maniera del tutto anonima. Quindi sulla questione della privacy, soprattutto nel nostro settore, diciamo che non andiamo a utilizzare dati che sono sensibili per quanto riguarda la privacy delle persone. Domandone, non so da chi è arrivato, come si riconosce una buona idea? No, questa è una domanda a cui non so Facciamo una cosa, rispondere. questa ce la teniamo per la chiusura, così lo Ok. chiediamo anche al professor Micelli, e c'è un'altra che ti volevo fare. Si chiede qualcuno della sala, quindi la pubblicità è fondamentale, e un'altra domanda è: ma la pubblicità sempre su internet o la pubblicità in TV? Allora, non tanto la pubblicità, la cosa importante per i progetti innovativi, per le start-up, è la comunicazione, saper comunicare. Se io non vi avessi spiegato cos'è una traversa ferroviaria, sono convinto che molti di voi non lo sapevano. E se io avessi continuato il mio discorso senza spiegarvi che erano quelle travi che compongono il binario, molti di voi non avrebbero mai compreso e capito qual era la mia innovazione. Ecco, questa è l'importanza di sapere comunicare, sapere trasferire a chiunque cosa stai apportando e cosa stai realizzando. Quello che è il problema che io ravvedo in molte presentazioni di startup è che si focalizzano su termini tecnici che non portano il grande pubblico a conoscere la loro reale innovazione. Più che pubblicità è saper comunicare bene. Allora, tra pochissimo ci tuffiamo in altri mondi, in altri ambiti, andremo a vedere chi ha deciso di scommettere sulla propria creatività, sulla propria arte, diventando attrice, che poi abbiamo apprezzato sul piccolo e grande schermo, e poi andremo a vedere chi ha deciso di vivere un anno in mezzo al mare facendo cosa tra poco lo racconteremo. Intanto, per chi non ha ancora scritto, questo è il numero 345 65 66 024. Quale sarà il vostro futuro? Tante parole chiave mi avete mandato, ma qual è il trend del futuro secondo voi? Intanto abbiamo Junk Band, così ci riscaldiamo prima di partire con due storie declinate al femminile. A tra poco. It was a teenage wedding and the old folks knew it well. Pierre had just met his mademoiselle. And I can tell you now, you know, you can hear the chapel bell. Say la vie, say the old folks, go to show you never can tell. He had a hi-fi phone, oh boy, cheated, let it blast. 700 records, I can tell you, playing rhythm and jazz. Oh, when the sun came down, you know, you could hear it well. Say la vie, say the old folks, go to show you never can tell. Come on now, here's having it on. Come on now, find your boy. Let it blast. 700 records, I can tell you, playing rhythm and jazz.
And I can tell you now, you know you can hear it well. Say to me, say the old folks, it goes to show you never can tell. He had a itsy bitsy baby and I took her to the New Orleans. He was there, the kid met the woman of his dream. I can tell you now, you know it's going so well. Say to me, say the old folks, it goes to show you never can tell. All right, come on in. One more time. Junk Band. Allora, la prossima storia, ve lo anticipate, è una storia che arriva dall'Italia, fa il giro del mondo, mamma italiana, papà del Benin, una storia particolare perché è la storia di una passione che diventa professione, perché poi siamo noi a orientare il nostro futuro e le nostre scelte, però ci vuole tanta perseveranza. Ci racconta bene questa storia una persona che avete già visto altre volte, la rivediamo su questo palco con Eni, con Job e Orienta, Verona 2018. Esther, Elisha, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sentite bene? Si sente? Ok. Allora, molti attori sono dei mattatori, sanno tenere la scena da soli, fanno grandi monologhi e quella è la loro passione. Io invece ho scelto di diventare attrice perché quello che mi interessa è il dialogo. Per cui io lo so che c'è il numero, che c'è wifi, che potete mandare dei WhatsApp, però se qualcuno di voi avesse voglia di prendere il microfono e di farmi qualche domanda direttamente, io sarò felicissima e sarei anche felice se qualcuno di voi volesse avvicinarsi perché siete un po' lontani. Comunque va bene, comincio, vi racconto qualcosa di me per chi non mi conosce. Allora, ho provato a ricordarmi che cosa stavo vivendo io quando avevo più o meno la vostra età, ovvero, che ne so, la quinta superiore. Stavo al liceo scientifico Annibale Calini, mini sperimentale linguistico, inglese e tedesco, a Brescia, e frequentavo i banchi di scuola da turista. Cosa vuol dire? Che fisicamente c'ero, ero presente, ma con la testa ero quasi sempre altrove, specialmente quando c'era matematica e fisica, e oggi se potessi tornerei indietro per seguire quei corsi, perché quello che impari in quel momento della vita, anche se poi non sarà la tua strada, è un bagaglio, è un modo che sono delle cose che ti aiutano a pensare, ti formano il pensiero, per cui se potessi tornerei indietro per matematica e fisica. È impossibile. Che cosa ho fatto? Io fin dalla terza elementare volevo diventare attrice, per cui la mia strategia qual è stata? In ogni tema di italiano, per tutto il mio percorso scolastico, per cui dalla terza elementare alla fine delle superiori, in ogni tema ho scritto, indipendentemente da quale fosse il titolo, ho trovato il modo di inserire in maniera più o meno scaltra che da grande sarei diventata attrice. Per cui a dicembre della quinta superiore non ho avuto bisogno di andare a nessun Job a Orienta, ma mia madre mi ha presentato dei dépliant delle principali scuole di teatro, ormai arresa, stremata dalla mia perseveranza, cioè la goccia che scava la roccia, ecco, questa sono io. Ho avuto un sacco di persone, per fortuna non i miei genitori, che mi hanno sempre detto che avrei potuto realizzarmi in qualunque modo avessi desiderato. L'importante era che io ci mettessi tutta me stessa, tutto il mio impegno, però amici dei miei genitori, lo psicologo di turno, chiunque mi diceva è difficile, stai attenta, è una scommessa, è praticamente impossibile. E mi sono resa conto che tutti questi dubbi che arrivavano dagli altri per me erano estremamente utili, lo sono stati per tutta la mia carriera e lo sono ancora oggi, perché ogni volta che qualcuno mi diceva non ce la farai, dentro di me io dicevo ah sì? E mi impegnavo ancora di più per raggiungere l'obiettivo. E è vero che quello che ci arriva dalle persone che ci vogliono bene, i dubbi, i consigli, sono estremamente importanti e bisogna restare aperti, io credo. Però ci sono cose che solo noi possiamo sapere.
sapere, e dobbiamo seguire la nostra voce interna, no? Dobbiamo saperla ascoltare, avere pazienza nei momenti di confusione e perseguire il nostro obiettivo. Per cui cosa ho fatto? Ho fatto i vari provini alle scuole di recitazione e ho anche però provato ad entrare a sociologia. Sono entrata e per un mese, mentre aspettavo di sapere gli esiti delle ammissioni delle scuole di teatro, ho frequentato l'Università di Sociologia a Milano. Ero disperata, ero fuori dal mio elemento e il giorno in cui ho saputo che finalmente ero stata ammessa alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, ho cominciato a vivere. Questo perché? Perché penso che ognuno di noi ha un dono specifico e non deve essere necessariamente qualcosa nel mondo dello spettacolo. Ci sono dei lavori che vengono considerati più attraenti oggi, ma non è quello importante. L'importante è trovare il tuo. E io ero nel mio. Vivevo con ragazze che facevano l'università, che alla sera uscivano, aperitivi, feste. Io invece dalle 9 del mattino, spesso fino alle 10 di sera, ero dentro l'accademia. Per cui non esistevano aperitivi, non esisteva niente. 5 giorni di assenza ti facevano ripetere l'anno, o meglio, ti mandavano via. L'assenza erano 2 minuti di ritardo, non entravi in classe, per cui il rigore è qualcosa che non si associa al mondo dell'arte, al mondo dello spettacolo, e invece è fondamentale perché tu sei il tuo strumento e tu sei il tuo prodotto. Per cui questi 3 anni per me sono stati estremamente formativi e un modo per conoscermi, conoscere le mie potenzialità, però il mondo del lavoro poi è tutta un'altra storia. Per cui una volta finito questo percorso mi sono confrontata con quelle che sono le mie origini, in qualche modo. Mia mamma è italiana, mio padre è del Benin. Qualcuno sa dov'è il Benin? Nessuno? Benin. Vagamente. Tu? Veramente? Dov'è? Bravissimo. Come ti chiami? Bravo! Un applauso! Allora, queste origini miste hanno fatto sì che quando da ragazzina volevo diventare attrice, guardavo la televisione italiana, non mi riconoscevo nei modelli. È chiaro che Totò, per me anche Alberto Sordi, piuttosto che anche prodotti più recenti, mi parlano, ma non mi riconoscevo, per cui i miei riferimenti artistici sono stati tutto quello che era il mondo musicale afroamericano piuttosto che il cinema americano. Per cui finita l'accademia, 2 o 3 anni dopo, avevo già cominciato a lavorare, ho avuto la curiosità di andarla a vedere questa benedetta America, vedere com'era fatta, com'erano questi attori americani. Per cui sono andata là per 3 mesi, ho studiato, ho lavorato e è stata un'esperienza estremamente interessante, come diceva anche il professore, no? Questa cosa di viaggiare, perché vai e vedi con i tuoi occhi, misuri i limiti e anche le potenzialità di qualcosa che magari hai idealizzato, per poterti rendere conto anche che poi anche a casa tua c'è spazio, ci sono delle cose positive che spesso sottovalutiamo. Però, tornata dagli Stati Uniti, ho deciso di trasferirmi a Parigi. Perché? Perché sono francofona, ma non era questa la vera ragione. Ero molto arrabbiata, perché nel momento in cui ho cominciato a lavorare in video, nel cinema o in televisione, mi sono resa conto che i ruoli per i quali facevo dei provini o che mi venivano proposti erano sempre dei ruoli che raccontavano il margine, ovvero le donne che vivono ai margini, la prostituzione, la profuga, tutte cose che esistono e che sono estremamente interessanti come attrice, no? Se sei una ragazza nata a Brescia in una famiglia che non ha dovuto lottare per superare delle grandi difficoltà, da attrice ti devi spingere veramente lontano da te, imparare lingue che non conosci e una volta devi fare l'accento senegalese quando sei del Benin, un'altra volta devi imparare l'arabo, l'accento sudamericano, è materiale di lavoro, però per Esther, per me è stato molto difficile perché mi sono chiesta com'è possibile che noi donne
con origini altre, no? Miste, di origini asiatiche piuttosto che di origine africana, nate e cresciute in Italia, non siamo viste. Com'è possibile che siamo sempre ai margini della società per quello che è il racconto che l'Italia ha di se stessa nel cinema? E per questo me ne sono andata arrabbiata in Francia, dove pensavo che tutto sarebbe stato più facile. Di fatto poi mi sono resa conto che l'Italia non è un paese in guerra e che io potevo tornare e giocare un ruolo, fare del mio meglio per far cambiare le cose nella direzione che io ritenevo giusta, o comunque provarci. Per cui una volta tornato ho avuto l'occasione di... ho interpretato un ruolo di una prostituta, ancora una volta, però in un film di grande qualità, che ha vinto poi come migliore opera prima al Festival di Venezia e che mi ha dato l'occasione di dimostrare che potevo portare qualcosa e mi ha paradossalmente fatto accedere a dei ruoli che non erano connotati in base alle mie origini. E mi sono anche resa conto, nel momento in cui un regista poi mi ha chiesto di interpretare nuovamente il ruolo di una donna di un paese X dell'Africa, che è arrivata via mare, però dottoressa, badate bene, nel suo paese d'origine, arrivata via mare in Sicilia, poi diventava di nuovo una prostituta e io le ho detto fermati, no, non c'è solo questo. E attivamente con lui abbiamo lavorato alla sceneggiatura e questo personaggio doveva comunque sempre muoversi in quello che era il mondo dell'illegalità, perché era un thriller, era un noir e doveva essere una dark lady, però è diventata una spacciatrice italiana e per me questo è stato un grandissimo upgrade, sono stata veramente molto felice. E poi vabbè, ho avuto occasione di interpretare diversi ruoli considerati da italiana, no? Che poi chissà cosa vuol dire, perché è molto vago e fumoso. E l'ultimo è una serie che è andata in onda per 3 anni su Rai 1 ed è Feven, che era una donna di origine eritrea, una violinista, una mamma, ed è stato estremamente interessante, però era il remake di una serie americana, Parenthood. Per cui finiti questi 3 anni pensavo che le cose fossero avanzate più di quanto non sono in realtà, perché mi rendo conto che l'Italia ha un racconto di se stessa, è sempre qualche passo indietro, no? Rispetto al suo presente. Ci sono dei casi estremamente fortunati di prodotti estremamente contemporanei, però devo dire che nella maggior parte dei casi, non solo per chi è di origine straniera, ma anche per le donne, questa è l'altra grande sfida che ho in questo momento. Mi è stato proposto un film dove sarei la protagonista femminile. Cosa succede? Che il regista, essendo uomo, non si è reso conto che il mio personaggio di fatto era esclusivamente in osservazione di quello che accadeva ai 2 protagonisti maschili. E io gli ho detto, ok, il film è bellissimo, ma a me non succede niente. Perché devo interpretare questa cosa? Cioè, le donne nei film italiani molto spesso non sono artefici del loro destino, ma sono funzionali al personaggio maschile, sono la fidanzata che aspetta il ritorno dell'eroe. E a me questa cosa ha stancato. Per cui insieme a lui stiamo lavorando a questo personaggio e devo dire che quando hai dall'altra parte qualcuno che è ricettivo e che ha voglia di essere in ascolto, il ruolo, ognuno di noi può collaborare e portare il suo. E spesso le persone hanno uno sguardo sulla realtà, non per cattiveria, ma perché la vedono dal loro punto di vista. Per cui è importante, il dialogo è una cosa estremamente fondamentale. E poi concludo il mio intervento dicendo che rispetto al discorso delle nuove sfide di cui si parlava prima, le difficoltà per me sono state estremamente utili perché oggi sto scrivendo dei progetti miei proprio in virtù del fatto che le storie a cui mi si richiede di partecipare non hanno in primo piano quei personaggi che io desidero vedere in primo piano, per cui forse la nuova sfida verso cui mi sto orientando è quella di raccontarle io. E basta, questa è la mia esperienza e forse quello che posso dire è che effettivamente quando cerchi di disegnare un percorso che ti assomigli e che sia tuo, sei sempre un po' alla ricerca dell'orientamento. Non mi sento in un punto molto diverso da quello in cui siete voi oggi. E basta, vi auguro un futuro che vi assomigli. Ecco.
Esther Eliscia, grazie, grazie Esther. Allora, un prezioso augurio, un futuro che vi assomigli in qualche misura. Allora, Esther, sono arrivate diverse domande per te. Spero qualcuna live, con una faccia. Qualcuna live? Allora, intanto ti leggo quelle che sono arrivate, poi preparatevi perché prendiamo anche una domanda live, per chi ha voglia. Allora, quindi ti sei confrontata con preconcetti? Stereotipi? Beh, sì, nel senso che appunto, come ho detto, difficilmente, ma credo sia anche normale, no? Chi scrive scrive in base al suo sguardo ed è anche la cosa bella dell'arte, per cui verosimilmente un uomo nato a Roma che ha avuto un percorso in cui è cresciuto, che ne so, negli anni 60-70, vedrà la realtà in maniera diversa rispetto a come la vedo io. Magari non conosce nessuno come me, per cui non entrerò nel suo raggio visivo, nel suo raggio di racconto, no? Per cui sì, assolutamente sì, l'ho sperimentato, ma come dicevo è una fortuna, le difficoltà spesso sono una fortuna e ti fanno desiderare di entrare nel campo visivo di chi non ti vede. E spesso poi anche, io una cosa che faccio ultimamente, quando leggo una sceneggiatura e c'è un ruolo che è stato scritto per un uomo, dico ma questo ruolo siamo sicuri che debba essere per forza maschile? Perché non c'è niente nel percorso di questo personaggio che sia necessariamente legato al genere. Per cui, insomma, può essere anche declinato al femminile. Esatto, no? Avete capito? Quindi le difficoltà, ci dice Esther, a volte sono anche una fortuna. Ci aiutano, ci migliorano. Senti, c'è un'altra domanda dalla sala. Avevi già un'idea, prima di iniziare a fare l'attrice, di che ruoli avresti interpretato? E se sì, quali? No, la cosa bella di quando ti butti in un percorso che non conosci è che almeno io non ho mai pensato alle ricadute, no? Non ho mai pensato che scelta stavo facendo per la mia vita, non ho mai pensato alle difficoltà, non ho mai pensato ai limiti, ho sempre pensato semplicemente al fatto che volevo fare quello, che ero felice di intraprendere una strada che era per me di gioia e spero anche, no, verso il pubblico, di far stare bene le persone che guardano un film, che sono a teatro, insomma, molto ingenua, ecco. Senti, stanno arrivando tante domande, grazie, se avete voglia scrivete ancora e te ne faccio un paio. Pensi che il tema delle donne abbia la possibilità di andare avanti? E un'altra domanda, in Africa le donne hanno un ruolo diverso? L'Africa è grande, io sono stata una volta sola in Benin, no, in Marocco anche sono stata. Non lo so, io se penso alla mia famiglia italiana e alla mia famiglia del Benin, posso dire che le donne beninesi hanno dei ruoli molto più attivi nella società. Mia zia ha fatto il servizio militare e mio padre no, e mio padre ha 70 anni e pure lei, ecco. Ho avvocatesse, mentre nella mia famiglia italiana il massimo di livello come dire, da un punto di vista professionale è stato, ho una nonna maestra, mia madre è stata professoressa, però non hanno fatto una carriera più... Però non so se questo sia una risposta interessante o no. Senti, se sia un dato. Altra domanda live, appena arrivata. Ma scusi, la leggo con voi, ma scusi, come ha avuto paura lei da attrice ad andare a discutere le scelte del regista? Ci vuole coraggio? Beh, forse deve starti più a cuore probabilmente l'esito del lavoro, nel senso deve starti più a cuore il fatto di fare qualcosa di diverso, più che di prendere quel lavoro in quel momento, perché effettivamente lui poteva dirmi guarda non me ne frega niente, questa è la storia che io voglio raccontare. Quindi il lavoro tu lo puoi orientare? Sicuramente, è chiaro che devi essere anche disposto a perderlo e non sempre te lo puoi permettere, perché sicuramente devi anche vivere di questo mestiere, non è un hobby nel mio caso. C'è una domanda che faccio a te, faccio a tutti gli ospiti, aspettate che l'ho persa.
quanto contano i talenti, e quindi quanto conta il talento e quanto conta la formazione? Mentre tu rispondi vado a cercare di capire se c'è qualcuno dalla sala che vuole farti una domanda live. Talento e formazione. Beh, il talento credo sia la base, però se non lo coltivi muore. Questa è la mia risposta lapidaria. Quindi devi coltivarlo. Senti, sai da chi ti faccio fare la domanda? Chi era che sapeva dove fosse il Benin? Dov'era? Lui? Ecco, che tu stai scrivendo la domanda in tempo reale, te la vengo a chiedi qualcosa alla nostra ospite, Esther. Stavo scrivendo una domanda, stavo prendendo appunti per... Cosa chiederesti adesso? Ah, vabbè. Allora, io in realtà sono già nel mondo del lavoro da tanti anni, quindi sono qui come espositore, è una cosa differente. Sono preso alla sprovvista, posso chiedere, sono entrato anche che già tu parlavi, fondamentalmente quali consigli dai ai giovani per intraprendere sin da quando ancora vanno a scuola un percorso che può essere il tuo, ma quello anche di diverso tipo, cioè. Grazie. Grazie. Sicuramente studiare e anche durante il percorso professionale, cioè io continuo a studiare nuove tecniche, molto interessante per me è recitare in lingue diverse, per cui studiare lingue che non conosco, sto imparando lo svedese, così. Per cui sicuramente mantenersi allenati e flessibili quanto più possibile e curiosi, perché spesso anche le cose che non hanno necessariamente, che non sono strettamente correlate con il percorso che hai scelto, possono darti dell'ispirazione, suggerirti nuove strade, soprattutto quando si parla di mestieri che vanno ancora inventati, per cui restare aperti quanto più possibile. Senti Esther, allora alla prossima domanda ci rispondi in svedese, ti va? Ja. Volevo chiedere quanto è difficile monetizzare una forma d'arte, cioè mi spiego meglio, nel senso, ad esempio, inizialmente quando le si poneva una sceneggiatura, ok, anche se non le piaceva magari, faceva quel lavoro per avere un ritorno economico, dato che bisogna comunque campare in qualche maniera, e poi successivamente magari quando a livello di espansione pubblicitaria ci si ingrandisce, diciamo, si sceglie chi prendere, chi meno, la sceneggiatura che piace o meno. Guarda, per me è stato l'inverso, grazie. Io all'inizio ero molto idealista e avevo una vita molto più semplice perché ero più giovane, per cui facevo solo quello in cui credevo. Oggi sono più grande, ho più responsabilità, per cui paradossalmente partecipo a con più facilità a progetti in cui credo meno, ma cerco di metterci quanto più posso delle mie capacità per renderli migliori. Non so se rendo. Esther, Alicia, grazie. Come si dice grazie in svedese? Tack. Tack? Tack så mycket. Tack så mycket. Ok. Però sul talento e la formazione, cioè conta più di fatto il talento innato a volte o lo studio? Come si bilanciano queste cose? Partirei dal professore, gli passiamo il microfono. Professore. Io devo dire che le storie che abbiamo sentito fino adesso, e senza spoilerare la prossima, credo che siano storie che parlano di perseveranza più che di talento. C'è del grandissimo talento nelle persone che abbiamo sentito, però c'è del talento, e l'ha detto bene Esther, in ognuno di noi. Quello che fa la differenza è vivere questo talento e dargli continuità giorno per giorno, per anni, mettendoci ogni giorno qualcosa in più, un po' quello che si diceva prima, questa idea riflessiva, cioè di impegnarsi a migliorare ogni giorno. Quello che a me ha colpito delle storie che abbiamo sentito è la capacità di queste persone di vivere fuori dalla comfort zone a lungo, non un paio di settimane, a lungo, per portare avanti un progetto che non è scontato, che non è facile, che non è elementare, che deve essere comunicato anche in maniera impegnativa. La vicenda delle traverse, secondo me, in questo senso è interessante. Sembra un prodotto, ma che roba è la traversa?
oppure le cose molto belle che ci ha raccontato Esther. Secondo me, quello che io mi porto a casa dalle cose che ho sentito è che formazione importante, talento, ognuno di noi ne ha uno, senza perseveranza questi risultati non si ottengono. Grazie professore. Adesso vi porto invece davvero in un posto in mezzo al mare, dove c'è chi ha vissuto per un anno, e però per arrivare prima di lì, insomma, c'è stato tanto studio e tanta perseveranza, come ci raccontava il professore. Vi faccio vedere la storia che racconteremo tra qualche minuto, prima attraverso un video. Lo guardiamo insieme, regia. Io sono fortemente convinta che ognuno sia artefice del proprio destino e quello che mi hanno insegnato e quello che la mia esperienza mi ha insegnato è che se tu hai passione per quello che fai e dai il massimo anche nel tuo lavoro, non ti sentirai mai fuori luogo. Sono Gilda e sono ingegnere di perforazione. Da bambina io ero una bambina molto curiosa, facevo 1000 monellerie, cercavo sempre dei giochi nuovi da fare o dei pezzi nuovi da smontare, mia mamma era disperata, quindi penso che questa mia curiosità insieme alla passione che poi ho sviluppato per le materie scientifiche mi abbia portato a scegliere ingegneria. Per una ragazza è facile pensare che ingegneria sia una facoltà da maschi perché ci sono storicamente pochissime donne iscritte. Anzi, ultimamente magari questo numero è in crescita per vari motivi. Io non l'ho mai veramente pensato perché diciamo che a casa mia non si è mai discusso di lavori o di mestieri o di facoltà discriminandole secondo il genere. 4 anni fa ho partecipato al master promosso da Eni in partnership con il Politecnico di Torino in Petroleum Engineering and Operations e il master offriva un ventaglio di possibilità a livello di ambiti lavorativi. Io ho scelto quello della perforazione perché era quello che mi ha appassionata di più. Allora, io sono ingegnere di perforazione e lavoro nei campi offshore. Offshore in pratica significa a mare e mi occupo di perforazione pozzi. Un pozzo petrolifero banalmente è un foro che si pratica nel sottosuolo, costruito a diametri decrescenti, per arrivare ad un target, a un livello, uno strato che contiene dell'idrocarburo e metterlo direttamente in comunicazione con la superficie. Quando invece sono arrivata la prima volta su una nave di perforazione, lì è ancora più forte, perché è tutto gigante, cioè ancora più grande di quello che puoi vedere qui, è tutto fuori misura. E quindi la curiosità va a 1000. Diciamo che ti rendi conto su delle realtà molto grandi come ci siano migliaia di persone coinvolte, variabili, ingranaggi e anche se tu sei soltanto un piccolo pezzo di tutta questa grande macchina capisci che puoi sempre dare il tuo contributo e questo è molto bello secondo me. La sfida, se vogliamo, di questo lavoro è che tutto quello che tu fai non lo vedi perché è tutto sottoterra. Quindi questo significa che l'interpretazione e l'analisi dei parametri che hai a disposizione è molto importante e questo fa sì che il tuo lavoro sia una sfida ogni giorno e fa sì che tu debba applicare le tue capacità per ottimizzare le operazioni oppure per interpretare un segnale che il pozzo ti sta dando e che tu non vedi, non puoi controllare. Quindi credo che la creatività in questo ci stia. Ciao Frida! E ce l'abbiamo dal vivo! Gilda Bartucci, benvenuta! Grazie, ciao a tutti quanti. Ciao Gilda, allora l'avete vista in questo racconto di questa piattaforma editoriale, si chiama Frida, che corre sui social network, Facebook e Instagram. E tu eri lì invece a bordo di questa piattaforma che in realtà poi è itinerante, nel senso che si sposta anche quando è in navigazione. Adesso ci racconti bene. Io ero su una nave di perforazione. Nave di perforazione. Allora, Gilda ha 32 anni, da 4 anni lavora in Eni, ingegneria energetica all'Università della Calabria come percorso di formazione, poi hai lavorato anche col Ministero dell'Ambiente nell'ambito delle rinnovabili e poi questo master in ingegneria del petrolio al
Politecnico di Torino. E poi di fatto un lavoro in cantiere, l'abbiamo visto nelle immagini, lo hanno visto i ragazzi anche nelle immagini, in un ambiente esclusivamente al maschile, perché c'erano 120 persone e tu eri l'unica donna a bordo. Che tipo di lavoro è quello che insomma, è attento anche ai dati, alle dinamiche, alle evidenze scientifiche che cambiano? Cioè come si lavora sopra quel pezzo di mondo che è in mezzo al mare? Ma diciamo che l'attività e la tua giornata lavorativa è dettata dalle operazioni, quindi scavando banalmente nel sottosuolo non è un'operazione che tu puoi stoppare alle 5 del pomeriggio, o dipende da dove sei e cosa stai facendo, può capitare alle 3 di notte o alle 5 del mattino, una qualunque operazione che richiede la tua presenza, richiede l'analisi di alcuni dati per poter proseguire nelle operazioni. Quindi è molto bello interpretare i segnali, cercare di capire cosa sta succedendo, prevenire delle cose che non vuoi che succedano, e allo stesso tempo è anche stressante perché non dormi, banalmente, a volte non dormi, quindi si fanno 4 settimane a bordo continuative, non stop, e poi 4 settimane a casa di riposo, di giusto riposo, e quindi diciamo che dopo il primo impatto, cioè appena sali e pensi sarò l'unica donna, e dici poi hai così tante cose da fare, ti mettono così tanto a tuo agio che passa assolutamente in secondo piano. Non hai il tempo di pensarci e non c'è neanche motivo per cui tu debba pensarci. Allora, le vostre domande con i vostri smartphone a questo numero WhatsApp, chiedete quello che volete a Gilda, 345 65 66 024. Facciamo un passo indietro, torniamo al percorso di formazione. Noi qui parliamo ai ragazzi che sono in sala che un domani è molto vicino, dovranno scegliere cosa fare. Poi tu hai fatto anche questo master particolare, master peraltro in lingua inglese all'università a Torino. Sì, era un master di secondo livello in Petroleum Engineering and Operations, completamente in inglese, master formativo molto pesante. Abbiamo fatto 13 esami in un anno, più uno stage in azienda, in Eni quindi. Però è stato, vabbè, a me piacciono particolarmente le lingue, quindi per me l'inglese è stato solo un valore aggiunto. È stato molto bello, mi ha dato la possibilità di entrare in questo mondo, quindi nell'oil and gas, cercare di capire di che cosa si stava parlando, perché nella stragrande maggioranza delle università italiane non si studiano queste cose, nelle facoltà di ingegneria. Quindi dopo aver capito l'ambito, all'interno del grande mondo upstream, come si chiama, quindi della ricerca petrolifera, il settore che mi è interessato di più è stato proprio quello della perforazione, lo vedevo più affine al mio modo di essere, al mio modo di approcciare le cose. Ecco. Senti, questi ambienti anche di lavoro e anche l'ambiente del master sono ambienti internazionali, nel senso che non sono soltanto studenti italiani, ma ti trovavi con un pezzo di mondo. Sì. Com'è studiare e formarsi in una squadra che poi è davvero specchio di tutto il mondo, insomma? È bello, è anche un po' complicato perché ci sono stati diversi progetti di gruppo, quindi devi comunque per forza interagire strettamente. Ci sono sempre modi di fare diversi, no? E impari molto di te stesso in questi momenti, impari molto anche a relazionarti con gli altri, quindi è stato sicuramente positivo, senza ombra di dubbio. Tanto grazie perché state scrivendo dei messaggi, tra poco li leggiamo, quindi aggiungete i vostri al WhatsApp e li leggeremo. Nel video, non so se ci avete fatto caso ragazzi, ma Gilda ci ha raccontato anche quanto conti il lavoro di squadra. Sì, conta moltissimo. E un pezzetto di lavoro, quello che fai, che in realtà ci hai detto non si vede, però poi si porta avanti in squadra. Ma quindi sono competenze dei singoli che metti a sistema, metti per far gruppo? Cioè come funziona lavorare bene in squadra e in squadre internazionali? Sì, diciamo che tutti devono sapere un po' tutto dell'ambito perforazione, poi ci sono le diverse competenze specifiche che lavorano insieme per ottimizzare le performance o prevenire alcuni tipi di inconvenienti o curare dei problemi che già si sono manifestati.
Però sì, ognuno ha le proprie competenze specifiche e è un modo anche per imparare. Si vince in squadra, quindi. Si vince in squadra, un sempre. progetto lo si porta a termine, si vince in squadra. Allora, qualche domanda. Quanto è importante la tecnologia nel tuo lavoro? Questa potrebbe sembrare una domanda banale, ma non lo è, perché la perforazione è una tecnica vecchia del 1850 forse, però la tecnologia, soprattutto negli ultimi anni, ci ha invasi, per fortuna direi, e quindi non va data assolutamente per scontata, e anche e soprattutto la digitalizzazione che anche Eni sta attraversando ci ha aiutato tantissimo. Per fare un esempio su tantissimi, è stato studiato un algoritmo predittivo dei problemi che potresti incontrare durante la perforazione, che non sto qui a spiegare esattamente come funzioni e che parametri utilizzi, però è molto utile perché dà un allarme preventivo e ti consente con un po' più di margine temporale di agire per raddrizzare il tiro un attimo. Quindi avete capito l'importanza di utilizzare i dati, parlavamo prima dei big data, per prevenire situazioni difficoltose e migliorare poi le performance, le prestazioni future. Senti, c'è chi ti chiede, ma in mezzo al mare avevi il cellulare? Sì, ma non funzionava. Come non funzionava? No, niente. Eravamo a 80 miglia dalla costa, quindi la rete cellulare non era contemplata. Avevamo un wifi della piattaforma con cui facevo le mie telefonate FaceTime o Skype, quel che era, sempre tramite internet. Ma senza cellulare per un anno, ragazzi, però con la possibilità di collegarsi. Un'altra domanda che è arrivata adesso, aspetta che l'ho persa nel flusso, come ha preso il tuo lavoro la tua famiglia? Ma in nessun modo posso dire. Cioè, a parte le preoccupazioni di mio padre sul dove vai in mezzo al mare, però mi hanno sempre appoggiato. Penso che questa sia stata una delle mie grandi fortune. È molto importante. Senti, il petrolio nel giro di pochi anni finirà forse, quindi hai già pensato come, tra virgolette, riciclarti? Ma diciamo che la Eni non lavora soltanto sull'oil and gas, ma diciamo che il progetto dell'economia circolare, eccetera, eccetera, è quello su cui puntiamo, quindi anche tutta la questione delle rinnovabili, eccetera, eccetera, e poi ci sarà modo di trovare ancora una strada diversa. Senti, cosa si fa nel tempo libero su una piattaforma a 80 miglia dalla terra? Quel poco tempo libero cerchi di dormire appena puoi, perché non sai mai quando riuscirai a dormire di nuovo. Si mangia, si sta in gruppo e quelle poche volte che non hai niente da fare, devo dire, noi abbiamo giocato tanto a risico. Risico? Sì. Allora io vorrei capire dalla sala chi conosce il risico, per alzata di mano. Le prime file non valgono, allora, però vedo delle mani alzate anche laggiù in fondo non vale, qui vedo molte mani alzate, quindi voi giocate ancora a risico. E questo risico lo abbiamo costruito noi. Ah, lo avete fatto voi? L'abbiamo fatto noi. Come avete fatto? No, questa me la devi spiegare. Abbiamo stampato la mappa e le carte del risico e l'abbiamo plastificate. Sono Siamo ingegneri, per motivi. sono ingegneri. Quindi se voi sceglierete un domani molto presto di fare facoltà scientifica e ingegneria, potrete farvi il vostro risico. vi farete il vostro risico, su misura. Senti, un'ultima domanda perché ci avviamo alla conclusione, però la vorrei poi fare un po' a tutti. Cosa ti aspetti dal prossimo futuro? Cioè, è un futuro è qui per te adesso così com'è o pensi di ripensarlo e di reinventarti? Cosa accadrà nel prossimo futuro? Ma non lo so cosa accadrà, sicuramente non mi piace l'idea di un futuro statico, non per una questione di dimostrare qualcosa, mi piace sempre il nuovo, nel senso confrontarmi con qualcosa di nuovo e cercare di capire fino a che punto posso arrivare, quindi credo che ci sarà qualche altra cosa, forse non in cantiere, sotto qualche altra forma, penso che ci sarà qualcosa di nuovo, spero. Gilda! Grazie di essere stata con noi. Allora,
Prima di avviarci alla conclusione, voi avete anche risposto alle idee di futuro che ci ha suggerito prima Giovanni. Ve ne leggo alcune. Allora, come vi immaginate il futuro? Il futuro è qui, ma il futuro domani che futuro sarà? Allora, videogames, internet, andare su Marte. Chi è che ha scritto andare su Marte? Esce fuori chi ha scritto andare su Marte? Non c'è? Allora, energia, viaggiare, cucina, e-commerce. Voglio chiederlo a tutti e quattro. Il futuro? Il futuro è digitalizzazione, big data e economia circolare. Esther. No, Esther diceva no, non voglio Non lo essere so. la seconda a rispondere. Prendo un minuto per pensare. Prendi un minuto per pensare, allora c'è Giovanni. Per me, per quanto riguarda la mia visione imprenditoriale, come Anche dicevo perché tu prima, hai lanciato questa cosa di darci una parola sul megatrend del futuro, quindi qual è la tua risposta? Sicuramente, proprio l'altro giorno ragionavo su, oltre big data, quello che sarà sicuramente la certezza di quello che sarà il futuro che cambierà un settore, saranno le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili andranno a sostituire pesantemente quello che saranno le energie, quindi mi dispiace per Gilda, ma sì, secondo me No, si io sono arriverà ingegnere energetico, a me a perforare va di bene meno. Sicuramente quello è il futuro e sul quale non vedo uno stop, anzi sarà un trend esclusivamente in crescita importante. Rinnovabili. Esther, seconda estratta. Sì, ci ho pensato. Credo alla comunicazione, dal mio punto di vista, visto che siamo in un momento in cui abbiamo sempre più contatto, no, con culture che vengono da altrove, penso che guardarle con uno sguardo aperto e vedere che cosa ti possono portare a te, per poi restituire, no, in un dialogo, sia qualcosa di estremamente contemporaneo. Molto attuale, quindi la cultura contemporanea. Grazie Esther. Elisha, professore, abbiamo iniziato con lei, chiudiamo con lei. La parola chiave per megatrend del futuro. E poi un'altra cosa da chiederle. Aggiungerei, guardate, io sono colpitissimo dalle esperienze che abbiamo fatto e sono anche felice di questo confronto, aver ascoltato persone di storie così interessanti. Quando usciamo da queste storie, faccio sempre il confronto, se fossimo nello stesso luogo, nella stessa situazione a Tel Aviv, o se fossimo a San Francisco, noi avremmo sentito di più, lo dico francamente, la parola digitale. Esther ci avrebbe parlato di Netflix, Giovanni ci avrebbe parlato di sensoristica e avremmo ragionato di intelligenza artificiale applicata alle perforazioni, un tema fascinosissimo. Ecco, noi dobbiamo un po', io dico, il futuro è un pochino per noi italiani un pochino più sul digitale, dobbiamo scommetterci di più, dobbiamo investirci di più. Con questo non sto dicendo che dobbiamo fare le start-up alla Facebook, alla Google, quello non ci riguarda, dobbiamo portare l'energia che abbiamo sentito qui oggi in questo mondo digitale, giocando a una mescola che sia un po' nostra. La parola digitale però è una parola importante e noi dobbiamo riuscire a combinare quello che abbiamo sentito con questa nuova idea di tecnologia con la quale siamo chiamati a fare i conti. Una cosa solo aggiuntiva, per chi non ha ancora pensato al futuro, questo è Job e Orienta, quindi orienterà anche per le scelte del futuro e magari non ha ancora sogni nel cassetto, che consigli suggerisce il professore agli studenti? Io sicuramente, allora, per formazione professionale, posso dirvi che oggi l'Italia è un paese che continua a essere un paese straordinariamente manifatturiero, non è che devo spiegarlo, abbiamo sentito parlare di questi argomenti. Il paese oggi. che fa. È un paese che fa e oggi stiamo vivendo in questa dimensione del fare una rivoluzione, che è questa rivoluzione che i giornali chiamano Industria 4.0, che mescola le tecniche della produzione che noi conosciamo, la perforazione del 1850, della seconda rivoluzione industriale, con questi nuovi strumenti. Io, se posso dire, e do a voi lo stesso consiglio che ho dato ai miei figli, questo è uno dei campi in cui l'Italia avrà un enorme potenziale. Lo dico da uno che ha più anni di voi, nel senso che se voi avete successo, anche a me fa molto piacere,
è uno spazio in cui dei giovani di 20 anni possono dire la loro a testa alta in giro per il mondo. È una delle poche grandi opportunità che si dà al nostro Paese. Se la coglieremo saremo tutti molto felici, se non la vinceremo questa scommessa per il nostro Paese la cosa non è... per cui da un punto di vista è un incentivo, è una scommessa, è anche una bella sfida. Allora non solo orientarsi nel futuro, ma orientare il futuro, e questo è un po' anche la missione di questo Job e Orienta. Vi ricordo, padiglione 7, troverete una navigazione, per mantenere la metafora di Gilda, una navigazione in mare aperto attraverso realtà virtuali, e potrete vedere anche i lavori del vostro prossimo futuro. Io ringrazio Junk Band, mi date un accompagnamento musicale per l'uscita dei nostri ospiti, perché grazie allora, e l'applauso dalla sala, a Gilda Bartucci, abbiamo navigato con lei in mezzo al mare e ci ha riportato però anche sulla terraferma. Grazie al professor Stefano Micelli, perché ci ha portato nel futuro artigiano molto presente, grazie a Giovanni De Lisi, navigando sulle traverse ferroviarie, e grazie a Esther Elisha, con l'idea centrale che la cultura fa la differenza. Il futuro è qui se sappiamo anche coglierlo. Grazie a tutti voi per essere stati nella nostra apertura. Proseguiamo con la Junk Band e l'energia della Junk Band. A presto, buon Job e Orienta a tutti. Per noi la parola chiave è riuso, è economia circolare, come il titolo del nostro ultimo singolo. Gira sistema solare come la ruota di una bicicletta, intanto smetto di andare di fretta e butto manciate di sale sulle ferite di un'economia che dammi retta, no, non è una retta, che dammi retta che sa circolare, toglie la plastica pure dal mare, potersi rigenerare, riuscire finalmente a cambiare, con il vento posso illuminare ogni secondo di vita sprecata, ogni goccina di acqua perduta, la sigaretta lasciata per strada, ha fatto spazio una nuova veduta, ha fatto spazio una nuova veduta. Ieri mi sentivo diversa, ho cominciato una trasformazione, sono partita che ero solo terra e dopo sono diventata sole, e ancora acqua ed hanno annaffiato un fiore, di nuovo vento t'ha scaldato per ore, come un satellite che gira in tondo, la soluzione per questo mondo. Economia circolare non è difficile da realizzare, sai lo faceva mia nonna che c'ha la quinta elementare. Economia circolare, smettila di consumare, che la coperta è corta ma la possiamo allungare. Va bene, ci siamo sbagliati, ma adesso l'abbiamo capita, si tratta di recuperare, che non esiste risorsa infinita, e non mi aspetto che arrivi il governo, e non mi aspetto che venga Salvini, la situazione cambia dal tuo interno, non da sta manica di ragazzini. Potevo parlare di calcio, di dove è andato Cristiano Ronaldo, ma vedo troppi palloni bucati, abbandonati su mari cobalto. Potevo parlare di noi, delle bellezze che abbiamo davanti, ma non lo vedi nei supermercati, montagne e montagne di avanzi. Economia circolare non è difficile da realizzare, sai lo faceva mia nonna, c'ha la quinta elementare. Economia circolare, smettila di consumare, che la coperta è corta ma la possiamo allungare. Paparara, paparara, paparara. Mira lo que hago, escucha lo que digo, hay delfines abrazados con pañales lines. Escucha lo que digo, mira lo que hago, hay tortugas que se mueren con un trago. Get a ball on your back and ride. You can drink it, you can ride, we can cycle wheel wide. Clean up the ski, we can clean up the sky. Give it together, give a damn good try. Economia circolare non è difficile da realizzare, sai lo faceva mia nonna, c'ha la quinta elementare. Economia circolare, smettila di consumare, che la coperta è corta ma la possiamo allungare. Yeah. The Gaudas Junk Band, ladies and gentlemen.